Saluto a tutti. Oggi noi dobbiamo ascoltare un altro dizio o modo di narrare. Questo nos arriva da Desa Costera e viene diretto dall'esperienza fatta in una vita che è sa vita de mono. Questo dizio è un modo pro no confrontare con sa realidad e fino con sa sabidoria che deve stare tutto pensando a come è importante su de appartenere ad un luogo, su de essere parte di un luogo. Su dizio è questo: chi non ha luogo non è in luogo. E te che narrare che in esperienza nostra è importante meda a tenere un luogo di riferimento di noi nos intendimos sempre parte. Un luogo che non rappresenta, che può essere sa domo, può essere sa terra, può essere un amico, un amore, può essere fino un luogo che non è materiale ma immateriale. Può narrare, può essere fino a sa limba. Tanto aere luogo che narrare essere in luogo, d'ognuno di noi è in suo luogo che resessi a vivere e che gli consente di vivere in sa vita pensando di essere parte di questo luogo. Possiamo narrare regina, possiamo narrare identità, possiamo narrare appartenenza. Noi apparteniamo a un luogo, si teniamo un luogo e si teniamo un luogo a sugare recuire sempre, noi stiamo bene. Chi non ha luogo non è in luogo. Ad l'umano, gente meda non tiene luogo. Non tiene luogo a sugare torrare, non tiene luogo che lo rappresenta. E si sta a fora della Sardegna può narrare questo luogo lo senti, lo intende sempre più forte, che il bisogno di tornare al domo non manca mai. A ora siamo arrivati a Savine di questa iscutta de Resona da Parisi. Pago minuto non su bastante a contare tutto il mondo che è rimunito entro del soddizzo, ma si può dare la possibilità di pensare tanto siamo arrivati a mezzo cammino. Adios a tutti.